Amici di Io Compro Siciliano Live, buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati al classico appuntamento di tutti i giorni da mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo. C'è ovviamente questo nostro incontro da lunedì al venerdì, per tutto il mese di giugno ci siamo alternate io e Eliana Chiavetta, quindi siamo ormai allo scadere, no, di questo mese e intanto oggi benvenuti, buon giovedì da parte mia, mezzogiorno in punto e allora saluto immediatamente Nicolò che è in regia, saluto Marzia e Sonia come sempre, le nostre ragazze della redazione pronte per informarci un po' su tutti i movimenti, spostamenti. Oggi guardate un attimo il caldo che fa, il caldo che cosa fa? Trasforma le persone, ma non trasforma la bellezza però del nostro ospite di oggi, il dottor Salvo Noè, psicologo, psicoterapeuta, mental coach, amico e consulente di Papa Francesco, il quale tra l'altro ha scritto la prefazione di tre dei suoi libri che sono Vietato lamentarsi, Prima di giudicare pensa e Il potere della fiducia. Dottor Noè, Salvo, buongiorno. Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti. Come va? Ma diciamo che può andare peggio, quindi va bene. Ecco, io conoscendo Salvo benissimo, diciamo, Salvo Noè, lui è sempre una persona molto ottimista, vede il lato buono sempre in tutte le cose, quindi mi ero un po' preoccupata perché potrebbe andare, mi aspettavo che dicessi potrebbe andare meglio, invece ha detto potrebbe andare peggio, mi stavo un attimo Certo. preoccupando. Sì, perché a peggio non c'è mai fine, come al meglio. Quindi io Cioè, preferisco guardare le cose per come mi conviene, per evitare di ovvio. stressarmi. Quindi il segreto della vita è non farsi male. Ecco, questo è un pensiero che ci piace veramente tantissimo. Allora, Salvo, tra l'altro noi ti abbiamo visto anche più volte su Rai 1, collaborare con tantissimi programmi, quindi insomma ormai sei diventato una star, ma Ah, sì. comunque merita tutto il successo il dottor Noè perché è davvero, davvero straordinario, tra poco se non lo conoscete imparerete a conoscerlo. Allora, Salvo, abbiamo parlato prima di uno dei tuoi tre libri, che è Il potere della fiducia, ma oggi parliamo di un altro tipo di potere che è altrettanto importante. Parliamo di bellezza e del potere della bellezza. Intanto la bellezza per te che cos'è? È la capacità di riuscire a toccare le cose e farle diventare migliori, solo per il fatto di averne parlato, di aver dato a quelle cose un tratto fondamentale, una particolarità che le renda ancora più uniche, perché la bellezza sta nell'unicità delle cose. Quindi la nostra terra è unica e nell'unicità, in quella profondità, ci sta la bellezza, che non è altro che illuminare delle cose e renderle vere, reali, per quelle che sono. Ma come la bellezza può illuminare, diciamo così, la nostra parte interiore? La bellezza che arriva un po' da tutto l'ambiente che ci circonda, no? Sì, la cosa importante è riconoscerla la bellezza, perché Dostoevsky diceva la bellezza ci salverà, salverà il mondo, ma la cosa più importante oggi è riconoscere la bellezza, perché vedi, noi possiamo soltanto dare potere alle cose che riconosciamo importanti, perché altrimenti possiamo dare potere anche al brutto, ai comportamenti negativi, a tutto quello che distrugge. E invece se noi facciamo un piccolo passaggio verso uno slittamento verso il bello, sia nei comportamenti, sia nella gentilezza, nella tenerezza, nella capacità di rendere la nostra terra migliore attraverso la custodia del creato. Cioè tutto quello che abbiamo bisogna custodirlo e farne qualcosa di più. Quindi il segreto sta non nel creare chissà che cosa, ma nell'ottimizzare ciò che abbiamo. Nel vietato lamentarsi, quando io ho scritto quel libro, volevo solo mandare questo messaggio. È inutile perdere tempo a lamentarsi. Stiamo in uno dei posti più belli del mondo, ma non lo sappiamo utilizzare, non lo sappiamo ottimizzare, perché ci mancano le competenze e la capacità di dare valore a quello che abbiamo. E allora, se vogliamo fare anche un piccolo spostamento positivo, dobbiamo cominciare a valorizzare ciò che abbiamo, dare valore per portare in produzione quello che abbiamo. È tutto lì il segreto. E se riusciamo, possiamo fare grandi passi in avanti. Diciamo che Salvo è una sorta proprio di dare-avere, no? Allora. Certo, perché nel momento in cui tu riconosci una cosa e dai valore a quella cosa, la potenzi, la sviluppi. È come nelle relazioni a due, no? Se tu valorizzi la persona che hai accanto, sviluppi la relazione. Se lei valorizza te, sviluppi ulteriormente la relazione e quindi quella relazione si trasforma, ma in quella trasformazione cosa ci sta? La bellezza dello stare insieme.
Ecco, io molte volte quando guardo i nostri tramonti, quando guardo le nostre anche manifatture, gli artigiani che ancora producono delle cose straordinarie, quando vedo quei luoghi incantati, cioè perché si incanta lo sguardo quando vedi certe cose, allora ti rendi conto che dovremmo insegnare ai ragazzi e anche agli adulti che abitiamo uno dei luoghi più belli del mondo e abbiamo la possibilità di rendere questa bellezza produttiva, cioè non soltanto farla valorizzare, ma anche renderla attraente. Questo è il segreto. Quindi dobbiamo cominciare a innescare competenze. Ma perché a volte non riusciamo, Salvo, a riconoscerla questa bellezza? Perché non riusciamo a valorizzarla? Cos'è che ci porta un attimo fuori strada? Perché a volte combiniamo, cioè, sicuramente a volte commettiamo degli errori, no? Nel senso che è sempre facile riconoscere la bellezza o a volte... Non siamo abituati a riconoscere la bellezza di un comportamento, la bellezza di un atteggiamento gentile, la bellezza di quello che ci abita e di ciò che abita dentro di noi, perché noi abbiamo grandi potenzialità, immense potenzialità. Sai perché non riusciamo a valorizzare? Perché ne abbiamo troppa. E quando tu hai troppo, o hai le competenze oppure quel troppo ti schiaccia. Perché? Perché noi abbiamo troppa bellezza, ma non abbiamo un'organizzazione tale da permetterci di portarla in produzione adeguatamente e non abbiamo il riconoscimento di quella bellezza, perché la sporchiamo. Quindi il passaggio successivo è: ho tutto quest'oro che mi abita, devo saperlo utilizzare. Ecco, saper utilizzare è dare potere alla competenza. Se dai potere alla competenza, la bellezza può cominciare ad attivare i meccanismi produttivi e quindi tutto quello che per noi è importante. Anche perché il bello a volte lo vediamo dove il bello in effetti non c'è, no? Quindi dobbiamo probabilmente porre a noi stessi una domanda, forse per riuscire ad andare avanti nel modo corretto, magari pensare: ma questa cosa che io reputo bella, che sia una persona, o che sia comunque un luogo, che sia qualcos'altro, mi fa bene o mi fa male? Avendo una risposta, probabilmente riusciamo a capire se siamo sulla strada giusta, Salvo. Ciò che ti procura dolore, quel dolore gratuito, non quel dolore che fa parte della vita, che in qualche modo ti trasmuta, ma quel dolore gratuito quando qualcuno ti schiaccia il piede e tu rimani lì a farti schiacciare ancora il piede, quello dico, quel dolore lì. Allora tu devi farti una domanda: a cosa mi serve questo? A cosa mi serve? È una domanda semplice ma profonda, perché nel momento in cui tu ti puoi rispondere a questa domanda, puoi decidere cosa fare. Nella vita il vero segreto è farsi le giuste domande. Le risposte le abbiamo tutti, e farsi le giuste domande è la cosa più difficile. È vero, hai pienamente ragione, Salvo, condivido il tuo pensiero. A proposito di domande, tra l'altro, se avete delle domande da porre al dottor Salvo Noè, voi scrivete giù sotto la diretta, noi vi saluteremo e quindi risponderemo a tutto. Noi ci prendiamo una pausa di 15 secondi e ritorniamo tra poco perché c'è lo spot. Ovviamente noi anche questa mattina vi ricordiamo di visitare il più grande marketplace Made in Sicily. Collegatevi a www.iocomprosiciliano.com, dove all'interno trovate un sacco di bellezze, un sacco di eccellenze siciliane. Appunto di questo vogliamo parlare, anche delle bellezze siciliane, perché ne abbiamo veramente tantissime. A volte noi diciamo che l'erba del vicino è migliore, no? Purtroppo commettiamo anche quest'altro errore. Invece noi in Sicilia abbiamo un sacco di bellezze magari ancora tutte da scoprire, a cui dovremmo dare sicuramente il giusto peso e la giusta importanza, perché la nostra isola ci offre tanto, Salvo. Sì, noi abbiamo tutti, siamo esterofili. Ah, lì si sta meglio. Ah, lì vedi sono più organizzati. Ah, vedi? Lì sì che si vive meglio. Ah, io sono andato in Alto Adige. Ah, tutto pulito, tutto ordinato. E perché non cominciamo? A cosa ci serve dire che gli altri sono, tra virgolette, migliori se non cominciamo noi a non buttare più la carta a terra e così via, no? Cioè non serve a nulla parlare degli altri quando tu non riesci a parlare bene di te. Il lavoro bisogna farlo dentro. Quindi dentro le nostre coscienze, dentro le nostre anime. Perché la Sicilia è un'anima profonda, potente, ha una potenzialità immensa, ha un vulcano che esprime energia momento per momento, in questi giorni soprattutto.
anzi è un bel periodo già che Sì. attiva tutta questa energia. Ok, quindi siamo vitali, siamo vibranti, solo che questa vibrazione non la dobbiamo utilizzare per farci male, ma per farci bene. E quindi abbiamo cose straordinarie, utilizziamole bene, ma sai, ho capito che la bellezza è anche legata all'organizzazione. Anzi, l'organizzazione è la trama su cui si intreccia la bellezza. Tra l'altro noi diciamo che possiamo anche partire dalle piccole cose, no? Non servono non serve fare delle cose straordinarie, possiamo partire proprio a piccoli passi per fare in modo che la bellezza ritorni indietro, perché tutto torna, no? È come un boomerang, torna il male, ma torna anche il bene, ovviamente. Quindi ciò che facciamo sicuramente ci tornerà indietro e avremo ovviamente dei risultati indubbiamente positivi su questo. Oggi faccio un po' la psicologa, Salvo, mi coinvolgi? No, quando tu dici questo, io sono d'accordo, ma noi non ci crediamo più. Tant'è che se tu fai una domanda alle persone, ma di chi ti puoi fidare? La risposta è di nessuno. Ormai ognuno è... siamo diventati tutti egoisti alla ricerca di complicità. Ma non si può partire da una definizione per avere le complicità. Bisogna cominciare da se stessi. Di te ci si può fidare? Questa è la domanda, e questa è la domanda da farsi, non se mi posso fidare degli altri. Intanto chi mi incontra migliora anche di 1 millimetro la propria vita? Questa è la domanda da farsi, non se gli altri non vanno bene. E se tu stai portando anche quel micron di proattività, di bellezza, che merita la tua vita e la tua terra. È quella la domanda da farsi, per tornare al punto di prima, di farsi le giuste domande. Perché altrimenti noi rischiamo sempre di parlare degli altri, di cercare il colpevole, ma poi magari lo stesso dito che puntiamo parla di noi, non parla dell'altro, perché il cervello vede ciò che conosce. Tra l'altro noi siamo anche un popolo di giudicanti, no, da questo punto di vista, Salvo. Adesso apro questa parentesi, no? Perché abbiamo, diciamo, dentro questa negatività? Perché siamo portati a lamentarci, e appunto per questo tu hai scritto anche il libro Vietato lamentarsi prima di giudicare pensa. Perché siamo portati sempre a lamentarci, a vedere il cattivo anche dove il buono c'è, a essere così un popolo di gente che si lamenta, ecco. Sì, perché in fondo è un'abitudine, ormai è un'abitudine, Sì. È legata al fatto che se ti lamenti puoi stare bene. Questa era la frase famosa su cui io ci sono impazzito, perché quando l'ho sentita, l'ho messa infatti nel libro, in prefazione ho detto, io non sono d'accordo. È vero che noi molte volte l'abbiamo fatto per evitare le invidie, per evitare tutti gli occhi puntati addosso, perché se ti lamenti nessuno ti invidierà. Se invece dici che ti va bene, comincerai ad attivare magari invidia in tutti quelli che hanno frustrazione. E l'invidia è un altro di quei sentimenti negativi che ci frega alla grande, perché noi non ci aiutiamo l'uno con l'altro. E quando dico noi, non soltanto noi come siciliani, ma noi italiani, non ci aiutiamo l'uno con l'altro. Noi se vediamo uno che fa bene, cerchiamo di distruggerlo. Perché? Perché non puoi permettere che gli altri abbiano successo, proprio perché non ce l'hai tu. Invece io ho capito nel tempo, questo è il mio massimo pensiero, se può essere chiamato positivo, è che quando cominci a gioire dei successi degli altri vuol dire che sei pronto per il tuo. È vero, verissimo, 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 davvero condivido ogni tua parola, ma come sempre, Salvo, perché tu non sbagli mai, ecco, questo lo diciamo. Sbagli. Però è il mio punto di vista. Il mio punto di vista, chiaramente legato all'esperienza mia, anche clinica, perché la maggior parte delle persone che viene a trovare è inficiata da paure, paura del giudizio, paura di non essere ascoltati, paura di parlare in pubblico, paura del buio e così via, tutta una serie di paure, paura di volare. E quindi tutte le paure sono il contrattare della libertà che non ci stiamo dando. Quindi perché stiamo rinunciando a quella libertà? Perché ci sono tanti aspetti che dovremmo cominciare a maturare dentro di noi. Altro che. A proposito di bellezza, la nostra terra, l'abbiamo già detto, ci offre veramente un sacco di bellezze. Vediamo un video e vediamone un paio.
Hai visto? Noi viviamo, Salvo, appunto in una terra che ci dà la possibilità di avere a che fare ogni giorno con un sacco di opere straordinarie, che siano opere d'arte, che siano opere legate alla natura. Cerchiamo di approfittarne, cerchiamo di valorizzare sempre questa bellezza e non discreditarla, perché noi viviamo in una terra veramente bellissima. Sì, è vero. Sai, girando molto, incontrando molte persone che fanno magari grandi cose perché pensano in grande e perché per quel pensiero grande attivano le competenze adeguate per quel tipo di meccanismo e quindi per quel tipo di vision. Girando molto mi sono reso conto che quello che cattura molto l'attenzione è la capacità di raccontare un territorio, un prodotto, è quello che state cercando di fare voi. Raccontare il territorio, raccontare un prodotto, come viene fatto, la produzione che c'è dietro, quel tipo di natura che produce quel tipo di frumento, quel tipo di fiore, quel tipo di frutto. Ecco, noi amiamo moltissimo il racconto, veniamo dalle fiabe, abbiamo bisogno di una fiaba nuova, una fiaba che ci porta a credere ancora nella bellezza della vita. Ecco perché dobbiamo imparare a dare potere alla, alla conoscenza del nostro territorio e quindi poi a saperlo raccontare. Abbiamo anche la fortuna, tra l'altro, all'interno del nostro gruppo di avere veramente tantissimi imprenditori che amano la nostra terra, che non vanno via dalla Sicilia, che investono sulla Sicilia e che aderiscono alla bellezza, perché poi significa anche aderire alla bellezza di quello che la nostra isola ci offre. Quindi un saluto proprio a questi imprenditori capaci, caparbi, perché capiamo che sicuramente le difficoltà sono tantissime, ma che insistono, che non mollano e che scelgono proprio la bellezza tutta siciliana. Salvo, cosa hai in programma per i prossimi mesi, per le prossime settimane? Perché so che tu sei tipo il nostro vulcano, sempre in movimento, in energia continua, non ti fermi mai. Cosa uscirà dal tuo cilindro magico? Continuare ad esportare la bellezza in giro, perché quando io vado a fare i convegni, le conferenze, gli incontri anche istituzionali, parto sempre dalla mia terra e faccio vedere magari il vulcano, l'energia del vulcano, la bellezza del territorio, i paesaggi, che molti conoscono tra l'altro, quindi non è che porto cose, però magari cerco di iniziare la mia conferenza, anche se parlerò di organizzazione delle risorse o parlerò del rapporto genitori-figli, la cosa importante è parto sempre da peculiarità, da cose inimitabili, perché noi abbiamo delle cose che non possono essere imitate e questo è il nostro potere. Vedi, se tu investi nel territorio dove vivi e attivi proprio da quel territorio le risorse per produrre delle cose, sei inimitabile, perché nessun altro potrà fare la stessa cosa come la fai tu. L'altro giorno parlavo con un imprenditore di Moia Alcantara, dove ci sono le pesche, sono delle pesche straordinarie. Allora, Sì. la granita di pesca fatta con le pesche di quel territorio è inimitabile quella granita. Ed è quello il punto focale su cui si concentra un business, la inimitabilità. Cioè tu non devi essere imitabile, perché se imiti sei una fotocopia, sei una brutta copia. Se invece potenzi l'originale, sei unico. E noi veniamo al mondo per esprimere la nostra unicità. Ognuno deve avere la propria identità. Abbiamo dei saluti da spedire perché siamo praticamente in chiusura. Salutiamo chi comunque ha scritto sotto la nostra diretta. Angela Portale, buona giornata a tutti. Buongiorno anche a te, benvenuta. Complimenti, buona giornata, Vito Luca, ma buongiorno anche a te. Buongiorno Cristina, buongiorno dottor Nea Gabriella Ronco. Buongiorno anche a te, grazie per averci iscritto e grazie ovviamente anche a tutti gli altri che hanno seguito la nostra diretta e che hanno scritto i loro saluti. Salvo, io volevo ringraziarti davvero tantissimo anche oggi per questa diretta, grazie per aver accettato il nostro invito, l'invito di Io Compro Siciliano. Puoi lanciare un messaggio a tutti gli amici di Io Compro Siciliano? E sono veramente tantissimi, sono credo 280.000 quasi, siamo lì all'interno del gruppo, se non di più. Sì, di continuare a comprare siciliano, ma soprattutto di saper raccontare, come ho detto prima, il nostro territorio e quindi far comprare i nostri prodotti che sono unici, inimitabili e straordinari. E poi volevo chiudere con una frase di Hermanès, molto bella secondo me, a proposito di bellezza. Lui dice: la bellezza non rende felice colui che la possiede, ma chi la può amare e desiderare. Non c'è niente di più bello. Oggi voglio chiudere proprio con te con questa frase. Chiudiamo oggi insieme. Salvo, grazie per essere stato in mia compagnia. Grazie agli Grazie a amici voi. di Io Compro Siciliano Live. Io torno la prossima settimana. Domani venerdì ci sarà l'ente sottoscritto con Eliana Chiavetta. Un abbraccio a tutti, un bacio, Salvo Noè. Grazie. Grazie. Arrivederci. Ciao.